Ad animare il dibattito sugli Eurobond anche gli editoriali di 2 giornali tedeschi. I particolari nel servizio della corrispondente Barbara Gruden. Signora Merkel, punti i piedi, titola la Welt Online. In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles. Il quotidiano conservatore argomenta anche così il proprio no ai Corona Bond, facendo infuriare il ministro degli esteri Di Maio. Noi in questo momento stiamo piangendo le vittime del coronavirus, ma allo stesso tempo l'Italia ha pianto e piange le vittime della mafia. Non voglio fare polemiche, però mi aspetto una presa di distanze. Attacca anche il leader della Lega Salvini che, rivolto alla Germania, scrive su Facebook: vergognatevi e sciacquatevi la bocca, vi siete arricchiti e ora ci volete controllare, meglio soli, liberi e forti. Nel panorama mediatico tedesco ci sono però diversi giornali che, sostenuti dalle argomentazioni di importanti economisti, si schierano a favore dei Corona Bond. Tra questi lo Spiegel, che con una storica decisione traduce in italiano l'editoriale dal titolo "Il no tedesco è antisolidale, gretto e vigliacco". Invece di dire onestamente ai tedeschi che in una crisi come questa non esistono alternative agli Eurobond, che sarebbero a vantaggio di tutti, il governo Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio. Forse conviene ricordare chi è stato a cofinanziare la ricostruzione della Germania.